mie storie vi sono piaciute, però adesso è giunto il momento di salutarci. Come vi ho già detto, questa è una sera molto particolare. Ma se ci tenete, ho ancora un'ultima storia da raccontarvi. Una storia speciale che si è svolta proprio in una notte come questa, di tanti anni fa. È una storia che parla di memoria e di anime. La notte di Isanimeddas. Quando le giornate si facevano piccole e il freddo cominciava a soleticare le caviglie, giungeva il momento della festa di Isanimeddas. In quel giorno non c'erano bambini o bambine più felici di Francesca, detta Franca, e Michela, detta Mimmi. Iniziavano ad agitarsi già intorno al 10 di ottobre, quando l'aria si riempiva dell'odore di castagne e la mamma tirava fuori il cappotto pesante dagli armadi. Le giostre e il circo giungevano alle porte della città grande, con le loro promesse di gioia e divertimento. A loro non interessavano le ciance sui defunti o sulle anime, perché in realtà non vedevano l'ora di bussare di casa in casa per accaparrarsi un sacco di buone leccornie. Se le sgranocchiavano di nascosto davanti al caminetto pieno di bracci a notte fonda, senza preoccuparsi di lasciare la tavola imbandita per i loro antenati. Quell'anno avevano deciso addirittura di saltare la messa del giorno dopo, fingendosi malate. Avrebbero così potuto restare a casa con il loro bottino, che sapevano già sarebbe stato eccezionale. L'estate era stata buona e l'autunno aveva permesso un buon raccolto. E così le tasche degli abitanti del paese erano piene di soldi e di cibo da dare alle animelle. Arrivata la sera fatidica della festa dei Isanimeddas, Mimmi e Franca uscirono veloci da casa, con un panierino ciascuna. Prima sarebbe andata una, poi l'altra a bussare all'uscio, così la mancia sarebbe stata doppia. Un piano davvero astuto, forse anche troppo. Decisero di iniziare dalla casa più vicina alla loro. No, non da quella megera antipatica di signora Gisa. Era meglio andare dall'altra parte della strada. Saltellarono sull'acciottolato e bussarono alla porta dell'abitazione di pietra, con piccole finestrelle dalle imposte tirate giù. Bussarono 1, 2 volte e persino 3. Ma perché non rispondeva nessuno? Erano sicure che lì ci vivesse qualcuno. Forse era anche un loro parente. Continuarono a tempestare la porta con i loro piccoli pugnetti chiusi, sempre più infastidite. La prima casa a vuoto era un cattivo presagio e se non si fossero spicciate, gli altri bambini avrebbero soffiato loro tutte le cose più buone. Franca e Mimmi stavano per voltarsi e fuggire via, ma la porta si dischiuse con un inquietante cigolio. L'uscio si aprì su un soggiorno spoglio e polveroso. 2 uomini stavano seduti al tavolo, vestiti con abiti sporchi e consunti, mentre davanti a loro c'era un uomo ingobbito, con la faccia di cartapesta. «Zeus beniuso pois animeddas», strillarono le 2. L'uomo aveva un'aria severa, un braccio a tenere la porta e l'altro lungo i fianchi, ma dei dolcetti neanche l'ombra. «Sapete chi sono io?» chiese l'uomo. «Non sei forse zio Attilio, il cugino di nonna Ada?» «E loro? Sai chi sono?» indicò i 2 uomini fermi al tavolo del cucinino. Le 2 bambine fecero spallucce. «Noi 3 siamo minatori», dissero in coro. Sì, va bene, ma quindi dolcetti non ce ne date?» Zio Attilio scosse il capo deluso. «Andate presso la casa dei Rodriguez. Lì troverete chi avrà qualcosa da darvi», rispose lui. Ma quando arrivarono a quella fastosa dimora,
una signora riccamente vestita dall'aria austera non diede loro manco un dolcetto e le mandò invece da un altro signore, un certo frate guerriero, che però nemmeno lui scucì niente. Le spedì dal sindaco della città, che però sembrava più vecchio del solito. Speravano che almeno lui avrebbe dato loro qualcosa. Ma invece, offesosi per non essere stato riconosciuto subito dalle due bambine, le spedì da un'altra parte ancora. Franca e Mimì correvano come forsennate, con i piedini doloranti e i panierini vuoti. Non c'era nessuno in giro a parte loro e tutte le persone che avrebbero dovuto dare loro su beni vossanima le mandavano invece da qualcun altro. Persino una bambina, vestita tutta di bianco, che era in giro a quell'ora tarda e giocava con un cerchio e un bastone, si dimostrò risentita dal fatto che le due non sapevano chi lei fosse e le mandò a cercare dolciumi da un'altra parte. Alla fine, stufe di tutto quel vagare, decisero di tornare a casa, sconsolate, a mani vuote e col pancino che brontolava. Tornate presso la loro dimora, Franca e Mimì notarono che la porta di casa della loro terribile vicina era leggermente aperta. Che stranezza! La signora Gisa che distribuisce su beni vossanima, lei che di cuore ne aveva ben poco. Le due si guardarono, indecise sul da farsi. Chissà che per una volta la donna non fosse di buon umore. Così bussarono e dall'interno della casa si udì una voce di anziana che le invitava ad entrare. La casetta, modesta e con poca mobilia, aveva un forte odore di muffa. Signora Gisa era ancora più brutta del solito, tanto da sembrare una coga. Stava avvolta in uno scialle consumato, le mani nodose strette attorno ad un bastone. I capelli erano unti, grigiastri e crespi, chiusi sotto una mantella che le cadeva sugli occhi. Se ne stava su una seggiola a dondolo. Alla sua destra c'era il tavolo da cucina. La donna lo indicò col dito. Le due bambine sgranarono gli occhi. Era tutto ricoperto di dolcetti, frutta secca, pane dolce e biscotti. Questo è su beni vossanima. E allora ce ne dia un po'. No, Tuonò la vecchia. voi siete state irriconoscenti. Ora andate a preparare la tavola nella vostra casa. Portate questo cibo per le anime dei defunti e scrivete tutti i nomi di coloro che avete incontrato stanotte. Se ve ne dimenticherete anche solo uno, niente di tutto quello che vedete qui sarà vostro. Le due bambine, un po' spaventate e un po' rassegnate, fecero come signora Gisa aveva ordinato loro. Quando ebbero allestito il tavolo con tutto il cibo e le leccornie, si appoggiarono sulle sedie e crollarono addormentate, esauste. Quando il giorno dopo si svegliarono, videro che la tavola era rimasta intatta. Tutto il buon cibo non solo non era stato toccato, ma Franca e Mimì ebbero l'impressione che fosse persino aumentato. La loro mamma, giunta in sala da pranzo, spalancò gli occhi e si portò le mani alla bocca. Avete preparato la tavola per le anime? E chi è venuto a farci visita stanotte? Così le due bambine raccontarono alla mamma della loro incredibile avventura, elencando uno alla volta tutte le strane persone che avevano incontrato. Zio Attilio, la contessa di Casa Rodriguez, il sindaco Corsi, la bambina di nome Zaira, il castellano d'Amposta e infine la signora Gisa, la loro strana e inquietante vicina di casa che aveva ordinato loro di imbandire la tavola con il suo cibo. La loro madre, rimasta di stucco, rispose: «Sapete che tutte queste persone non sono più in vita? A iniziare dal vostro vecchio zio Attilio, che ha perso la vita anni fa, e tutti noi in famiglia lo ricordiamo sempre
come un uomo valoroso che si è sempre battuto per la sua famiglia e i suoi amici minatori. Se ciò che mi avete raccontato è vero, allora stanotte avete avuto l'onore di incontrare gli spiriti delle persone tra le più importanti della nostra città. Franca e Mimmi vennero prese dal tremore e dalla commozione e con la loro mamma andarono a distribuire tutto quel buon cibo ai loro vicini di casa, tranne a signora Gisa, che stranamente non trovarono in casa quella mattina. Da quel giorno Mimmi e Franca impararono il vero significato della festa dei Sanimeddas e capirono l'importanza di onorare i defunti. Sulle bambine ora vegliano gli antenati, come anche su tutti quanti noi, e così la loro benevolenza si stende su coloro che ne tengono accesa la memoria, mentre la sfortuna accompagna chi sceglie di dimenticarsi da dove viene e abbandonare le sue radici, perché sa solo dove va, ma non da dove proviene. Fine.